Ricorre oggi l'87° anniversario della consegna del premio Nobel per la letteratura alla scrittrice nuorese Grazia Deledda, una data che diversi anni fa venne scelta dall'Istituto Superiore Regionale Etnografico per celebrare la giornata deleddiana con una serie di eventi che ricordino la figura della scrittrice nuorese e ne sottolineino la grande importanza nel panorama della letteratura mondiale, non solo sarda o italiana. Perché la Deledda, come spesso accade, non è mai stata profeta in patria e la sua città natale, specie nel passato, si è distinta per la sufficienza, per non dire l'ostilità con cui ha guardato a questa donna che con la sua scrittura spalancò al grande pubblico una realtà arcaica come quella nuorese, allora pressoché sconosciuta. Molte cose sono cambiate da allora, anche se non tanto, ma molto resta da fare per dare a Grazia Deledda quella centralità nel panorama storico-culturale di Nuoro che merita. Alla giornata deleddiana, ospitata nella sala convegni del Museo del Costume, ha partecipato lo scrittore Marcello Foix. Nella sua prolusione, dal titolo Grazia Deledda, un'emergenza critica, Foix ha tracciato un ritratto della scrittrice che per lui, ha detto, ha avuto una grande influenza. La Deledda sta alla narrativa sarda o con argomento sardo, come Alessandro Manzoni sta a quella italiana, ha sottolineato Foix, che ha anche ricordato come Grazia Deledda sia l'autrice italiana più tradotta in Cina. A Nuoro la Deledda dovrebbe essere una voce attiva del prodotto interno lordo, senza le riserve di chi si accontenta della celebrazione inevitabile, mentre la sua figura dovrebbe essere affidata a studi coraggiosi con investimenti importanti, ha concluso Foix. Alla manifestazione sono intervenuti i vertici dell'ISRE con il presidente Bruno Murgia e il direttore Paolo Piquereddu. In occasione del centenario della pubblicazione del romanzo Canne al vento è stato presentato anche un progetto del Ministero della Pubblica Istruzione. L'iniziativa è stata illustrata da Patrizia De Socio del Ministero della Pubblica Istruzione. Alla giornata deleddiana hanno preso parte anche Aldo Maria Morace dell'Università di Sassari ed Elena Centemero, componente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati. L'associazione I Segni delle Radici ha presentato Pagine da canne al vento, elogio della letteratura.